disturbarla. Non è che siamo nel 2016, siamo nel 2015 ancora, lei sa. Ah già, perché lei fa il Capodanno a marzo, è così, No, No, allora, ce lo spieghi un attimo. Quindi è una il battuta. Capodanno Veneto è a marzo, Ma no? sì, l'anno per i Veneti non termina col 31 di dicembre, secondo la storia, la tradizione, è anche una storia importante, ma terminerebbe con l'ultimo giorno di febbraio. E ai più scettici, a quelli che mi dicono un'altra corbelleria di chi vuole l'indipendenza, io faccio osservare la cosa più banale di tutte, che anche al bar attecchisce, oltre che tra i saggi e gli autorevoli scrittori sul tema storico. Perché, chiedo, la pongo come domanda, perché il mese di settembre si chiama così? Perché quello di ottobre si chiama così? Perché novembre si chiama così? Perché dicembre si chiama così? Perché sono il settimo, l'ottavo, il nono e il 10° mese dell'anno. Quindi l'11° è gennaio e il 12° è febbraio. E quindi l'anno si chiude con la fine di febbraio e il 1° marzo è il Capodanno Veneto. Il mio amico Ivone Cacciavillani, che è un illustre storico, pervezzo, ma lui può permetterselo perché è un grande, manda ancora le lettere ai clienti anche negli atti giudiziari, domani scriverà 7 gennaio 2015 MV, More Veneto, nella tradizione, fino al 28. È una cosa che dobbiamo conoscere, a volte si parla di argomenti senza conoscerli, questo magari è gradevole e simpatico. Ma io spero che sia un avvocato, perché si fa un atto con la data così. Io farò gli auguri fino al 29 febbraio. Ha problemi di convocazione. Quindi lei stappa lo champagne in marzo. Io ho fatto però è giusto anche sapere questo, d'altronde non è solo il Veneto, ma è anche nella tradizione cinese di altri popoli, che poi è anche l'inizio della Ma poi primavera, facciamo l'italiana, la fine dell'inverno, festeggiamo 2 capodanni. Facciamo l'italiana, festeggiamo 2 capodanni. quello lo fanno già a Roma, nel Veneto ce ne basta uno a Tagliani.